Salut a tutti, ultima stonda no abbiamo di Sant'Ube, drunanter CFM de Campacui, oggi ci andemmo in piaglia di Sant'Ube druidanda per droit un baccadio e purcadio François-Frédéric Navarre. RCFM e Campacui. La passione per l'animale ha cominciato 60 anni fa con Mogacaro in casa qui sotto e a Mogacaro. E dopo hanno cominciato a fare charcuteria, si sono lanciato così, hanno cominciato per la guadagna. Dopo un modo arrivato ha fatto la vallata di Abbiadia fino a Bonivadio. Dopo è arrivato nel 2009, ho cominciato a fare arrivare l'animale, a fare i borchi. Mi sono lanciato con i borchi neri, i borchi nostrali. Hanno fatto un bel laboratorio quello d'arc. Hanno fatto 1000 metri quadrati. Abbiamo coppa, lonzo, sartice, figadelli e prisuti. Siamo donc è tutto un AOP con i borchi corsi. Tutta l'esploitazione in bio. Dopo accanto a qui avevamo anche i vitelli, le vacche, abbiamo 80 vacche. Facciamo appena roba i bacchetti a fare così di vitelli. Bon, vendiamo i vitelli in carcasse accanto a Leclerc a fare così. Facciamo appena di prestazioni di découpe con il laboratorio. Li stessi affari siamo in bio. Durante il Covid ho fatto un affare antimoderni in Piadiolette. Ho fatto qualcosa per gente, per matrimonio. Ho fatto qua si può mangiare bidelli, donc è nostro. Charcuteria nostra. Abbiamo fatto già, donc ho cominciato nel 2020, abbiamo fatto già penso una ventina di matrimonio, quest'anno ce ne tornano in voga. Dopo per arrivare appena nella charcuteria siamo contenti di fare un laboratorio di 1000 metri quadrati. Qui è un affare, penso, come si dice, un risultato di un lavoro di famiglia sana e siamo contenti che i clienti ci sono sempre, tutti quelli della regione ci fanno lavorare. Voilà, ora abbiamo cominciato a perdere appena nel continente per far conoscere la charcuteria e spero che come viola ad arrivare alla fare di famiglia come si dice, per continuare. Ecco, Sigompie Campacui no abbiamo di Sant'Ube, droit ringraziabili a tutte e a tutti e a trovarci presto. RCFM e Campacui.